Allora, quello che potete osservare alle mie spalle è quell'area sosta in questo momento, è per camper, per veicoli, ma letteralmente in città. Parliamo di Via Oriali, parliamo di Viale Virgilio, da qui al centro della città a piedi ci si impiega, ma andando piano, 4 minuti o 5 minuti. Ebbene, qui grazie ad una collaborazione tra il Comune di Gorizia e il Camper Club Antica Contea, e realizzeremo il prossimo anno, su un progetto di massima fornito da loro, uno spazio dedicato. 14 saranno gli stalli, ci sarà la privacy perché verranno piantate delle siepi alte, ci saranno le attrezzature essenziali, perciò acque chiare, acque scure, ci saranno le colonnine, un infopoint, tutto quello di cui hanno bisogno questo turismo particolare. L'obiettivo nostro perciò è quello di rendere sempre più appetibile la nostra città anche nei confronti di quel turismo viaggiante. Importante quello che arriva dall'Austria, dalla Germania, che magari poi si reca in Istria piuttosto che in altre località italiane. Ecco, il nostro scopo è quello di intercettare e fare in modo che perciò una porzione delle loro ferie possano trascorrere anche nella nostra città.